oggi una delle vittime della tragedia della Marmolada, Tommaso Carollo, 48enne di origine vicentina, da anni lavorava alla Bertoia Rimorchi di Pordenone e risiedeva a Porcia. Il cordoglio del sindaco Sartini. La siccità mette a dura prova gli allevamenti ittici a Flambro, produzione della trota marmorata decimata, i canali sono in secca, anche i pozzi si asciugano, acqua calda e poco ossigeno aumentano la mortalità. Scarseggia l'anidride carbonica, diventa sempre più difficile produrre acqua frizzante alla Goccia di Carnia di Foni al Voltri, ci sono scorte ancora per una settimana, poi si vedrà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato che aveva seminato mais OGM contravvenendo a una legge della regione. L'imprenditore ora promette una nuova battaglia. In attesa delle offerte per De Ruffeo e Molina, l'Udinese respinge quelle del Brasile per Valace, si cerca ancora un difensore titolare, molto attiva e Pordenone Triestina. Felipe vicinissimo alla firma con il Troviscosa in D. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Anche il Friuli piange una delle vittime della tragedia della Marmolada. Tommaso Carollo, 48enne di origine vicentina, la cui compagna scappata per miracolo alla morte, da anni lavorava alla Bertoia Rimorchi di Pordenone e risiedeva in un appartamento a Porcia. Il sindaco Sartini ha espresso cordoglio a nome di tutta la comunità. La tragedia della Marmolada si è portata via anche un pezzetto di Friuli. A piangere Tommaso Carollo, il 48enne originario di Tiene nel Vicentino, morto nella sciagura di domenica, e anche la nostra regione. L'uomo, la cui compagna, Alessandra De Camilli, si è salvata per miracolo, era residente a Porcia in un appartamento che utilizzava per essere più vicino al lavoro. Tommaso, una delle 11 vittime, tra morti accertati e dispersi del disastro sul ghiacciaio, lavorava da tempo alla Bertoia Rimorchi di Pordenone con il ruolo di manager che si occupava dei rapporti commerciali con l'estero. Chi ha lavorato con lui in questi anni lo dipinge come una persona solare e disponibile. L'azienda l'ha ricordato con un post su Facebook scrivendo: «Il dolore è più grande delle parole, ci stringiamo attorno a te per un abbraccio infinito». La compagna Alessandra, ricoverata in ospedale a Trento, aveva salutato Tommaso con un «ti amo sempre e per sempre» postato sui social. In questi giorni ha ricevuto centinaia di attestati di vicinanza. «Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò a tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva, grazie di essermi vicini», ha scritto nell'ultimo post. Cordoglio a nome di tutta la comunità è stato espresso dal sindaco di Porcia Marco Sartini. «Anche se non lo conoscevo ed era un concittadino acquisito», dice, «esprimo il mio dolore alla famiglia». Come da previsioni è arrivato il marcato fronte freddo in Friuli Venezia Giulia. Dopo aver valicato le Alpi nel primo pomeriggio, la perturbazione è scesa verso la bassa friulana e il Goriziano con pioggia e forti raffiche di vento. Colpita soprattutto la zona di Mortegliano, Basigliano, Bertiolo e Bicinicco. Sono una quarantina le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco che nel pomeriggio sono intervenuti da Udine, La Tisana, Codroipo, soprattutto per la caduta di alberi e rami. Proprio questa mattina, in base al monitoraggio di ARPA e OSME, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia aveva emanato un'allerta meteo gialla su Bassa Friulana e Venezia Giulia per le possibili criticità sulla viabilità regionale dovute alla probabile caduta di rami e ramaglie sulle strade regionali. Il maltempo dovrebbe cessare in regione attorno alle 21. E la siccità mette a dura prova gli impianti di itticoltura a Flambro, nel più grande allevamento di trote regionale. Si lavora a 1/10 della capienza, acqua ridotta da 400 litri al secondo a meno di 90. Qui ci troviamo all'interno di un allevamento di trote. Questo impianto può lavorare 350 quintali di trota e in questo momento si trova a lavorarne solamente 40, quindi praticamente 1/10. Sì, è così, si tratta di un allevamento di trota marmorata. Purtroppo siamo ridotti anche con le quantità d'acqua a livelli veramente minimi, acqua che si scalda, acqua che perde ossigeno e quindi riesce a ospitare una quantità ridotta di individui. La situazione purtroppo va avanti da lunghi mesi, già dal mese di marzo abbiamo cominciato a soffrire la carenza idrica, dalla roggia Cusana non si deriva una goccia d'acqua sui 100 litri al secondo che potremmo derivare da concessione. Lavoriamo esclusivamente con pozzi freatici e artesiani che però sono veramente ridotti al minimo. Dei pozzi artesiani ne lavora decentemente solo 1 su 3,
dei pozzi freatici, uno è collassato e funzionano soltanto 2, per derivare una quantità d'acqua che potrebbe arrivare a 300 litri al secondo da concessione, ma siamo abbondantemente sotto i 100 complessivamente. C'è una certa preoccupazione, visti anche l'andamento delle falde stagionale, però ovviamente c'è una preoccupazione dovuta alla stagione di carenza idrica che è iniziata molto presto quest'anno. Speriamo appunto di ricaricare l'impianto ripartendo con la produzione di uova in inverno, sperando che per quel momento la situazione idrica si sia normalizzata. Siccità, cultura in sofferenza, problematiche degli acquedotti e il futuro delle centraline idroelettriche, questi temi al centro della trasmissione Economai Friuli Venezia Giulia, in onda stasera alle 21. Ospiti in studio la Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana Rosanna Colocchiatti, il Direttore di Coldiretti Friuli Venezia Giulia Cesare Magalini, il Presidente di Idrogea Giovanni De Lorenzi e il Presidente della Cooperativa Sebba Kennio Pittino. Il divieto del Friuli Venezia Giulia a seminare mais OGM sul territorio regionale non è contrario alla normativa dell'Unione Europea nel caso in cui lo stop eviti la contaminazione accidentale con le altre varietà di grano turco. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia UE, intervenendo sul ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato, che promette una nuova battaglia legale. Il divieto di coltivare mais geneticamente modificato previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non è contrario al diritto dell'Unione Europea se ha lo scopo di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti e se risulta necessario e proporzionato all'obiettivo. Lo ha deciso la Corte di Giustizia UE intervenendo sul ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato, che era stato multato per aver piantato grano turco OGM. Spetta dunque al giudice nazionale, conclude la Corte, valutare se il divieto persegue effettivamente l'obiettivo di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti e se la misura sia necessaria e proporzionata per il raggiungimento dell'obiettivo. La vicenda risale al 2015, quando Fidenato, imprenditore agricolo noto paladino di battaglie pro OGM, seminò la varietà di grano turco transgenica Mono 810 in un campo a Colloredo di Monte Albano e venne multato dai servizi ambientali competenti della regione Friuli Venezia Giulia per aver violato la legge regionale in materia. Fidenato fece ricorso contro la decisione al Tribunale di Pordenone. A inizio 2021 il giudice ha inviato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte UE, che ora ha pubblicato la sua decisione. Per Fidenato, la sentenza che ha rigettato il suo ricorso gli darà lo spunto di proseguire la battaglia legale. Proporremo al Tribunale di Pordenone fa sapere che la questione venga posta direttamente alla Corte Costituzionale, perché questo divieto, se non incostituzionale, è almeno sproporzionato alla situazione, visto che in Friuli Venezia Giulia ci sono 250 ettari di mais biologico rispetto agli 80.000 complessivi. Era accusato di frode e contraffazione alimentare per aver nutrito i maialini destinati alla DOP a San Daniele, contravvenendo al disciplinare. Il Tribunale ha assolto un allevatore di San Vito di Fagagna perché il fatto non sussiste. Falsi prosciutti DOP di San Daniele. Il Tribunale di Udine assolve con formula piena un allevatore di San Vito di Fagagna. È la decisione alla quale è giunto il giudice Rossella Miele nei confronti di Paolo Genero, di 53 anni, residente a Ruscletto. Si tratta di una costola dell'inchiesta riguardante i maiali geneticamente non ammessi per la produzione del prosciutto di San Daniele. Genero era stato accusato di frode e contraffazione alimentare. Stando al capo di imputazione, nel 2016 l'allevatore avrebbe nutrito 2.800 maialini destinati alla DOP con i residui di pane per tramezzini, contravvenendo così al disciplinare del consorzio. Nell'arringa, il difensore, l'avvocato Luca Francescona, aveva sostenuto che il pane trovato nei silos della ditta di Genero era utilizzato non per tutti gli animali, ma solamente per quelli non destinati al consorzio e che metà del cibo stoccato in ditta era in linea con il disciplinare. Per lui il PM aveva chiesto 1 anno di reclusione. Ancora aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico locale. Questa volta la segnalazione arriva da Monfalcone, dove un autista e un passeggero sono stati offesi e spintonati a causa del sovraffollamento del mezzo pubblico, nonostante le rassicurazioni. Sarebbe arrivata la corsa del bus, sul posto è arrivata la polizia stradale che ha dovuto scortare il mezzo. Il terzo caso in 2 giorni, riferisce il segretario generale FIT-CISL del Friuli Venezia Giulia Antonio Pittelli, sottolineando che è necessario occorrere ripari prima che il fenomeno dilaghi. Per il sindacalista è indispensabile introdurre il DASPO per proibire temporaneamente ai responsabili di fruire dei servizi di trasporto pubblico e partire con una campagna di prevenzione coinvolgendo le scuole.
L'imprenditore Giovanni Dorbolò ha patteggiato 2 anni e 2 mesi di reclusione davanti al GIP di Udine. Era accusato di bancarotta. Al centro della vicenda c'era l'impianto di produzione di energia elettrica Syngas di Cividale. 2 anni e 2 mesi di reclusione è quanto ha patteggiato stamani davanti al GUP di Udine Emanuele Lazzaro l'imprenditore cividalese di 41 anni Giovanni Dorbolò, il cui nome è legato alla produzione di energia elettrica rinnovabile. Dorbolò era accusato di bancarotta in relazione alla Olea SRL e alla Tilia SRL, entrambe fallite nel 2019, delle quali era amministratore unico. Tutto sarebbe ruotato intorno all'impianto di produzione di energia elettrica Syngas di Cividale. L'imprenditore avrebbe inserito l'impianto, non ancora realizzato, tra le immobilizzazioni dei bilanci 2014-2015 di Olea e in quelli dal 2014 al 2016 di Tilia. Avrebbe poi versato alla Energy Lab, fallita nel 2018 e socio di maggioranza di Tilia, 344.000 euro legati all'impianto a titolo di restituzione finanziamenti quando la Tilia si trovava già in cattive acque, danneggiando così gli altri creditori. Il nostro assistito, afferma il difensore presente in udienza, l'avvocato Katia Crosilla, in sostituzione di Luca Ponti e Paolo Panella, ha deciso di patteggiare per mettere la parola fine a una vicenda complicata che avrebbe impegnato il tribunale per anni e per la volontà, conclude, di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita. Scarseggia l'anidride carbonica e diventa sempre più difficile produrre acqua frizzante. Alla Goccia di Carnia di Forniavoltri ci sono scorte ancora per una settimana, poi si vedrà. Anidride carbonica sempre più difficile da reperire, bevande gasate agli sgoccioli. All'allarme lanciato da Acqua Sant'Anna, tra i principali produttori europei, che si è visto costretto a fermare le linee produttive, fanno eco le preoccupazioni espresse da altre realtà del settore, anche in Friuli Venezia Giulia. Goccia di Carnia, che ha il suo stabilimento a Forniavoltri, con le attuali scorte di CO2 può produrre acqua frizzante ancora per una settimana. In questo momento si registrano difficoltà nel reperimento di qualsiasi materia prima, fa sapere l'amministratore delegato di Goccia di Carnia Samuele Contisso. Questa settimana è toccato all'anidride carbonica, uno dei più importanti fornitori in Italia, ha sede a Ferrara ed è di proprietà della Nippon Gas. È fermo ormai da 3 settimane, spiega Contisso, prima per manutenzione, così almeno c'è stato riferito, poi per i rincari sul fronte energetico. Così ci troviamo a vivere alla giornata, continua la D di Goccia di Carnia, con consegne di quantitativi ridottissimi di CO2 che ci vengono dati per miracolo. Contisso riferisce che l'azienda ha investito in un serbatoio particolarmente capiente che al momento garantisce una scorta di materia prima, ma le consegne previste per lunedì e martedì prossimi, aggiunge, sono in forse, siamo in attesa di aggiornamenti. Intanto l'azienda del gruppo in Trentino ha finito le scorte, stanotte è prevista una consegna che consentirà comunque di arrivare al massimo fino a domenica. Per quanto riguarda lo stabilimento friulano, al momento la disponibilità di CO2 consente di produrre per una settimana, ma è chiaro, conclude Contisso, che se i nostri competitor resteranno senza acqua frizzante si impenneranno per noi le richieste ed inevitabilmente le nostre disponibilità si esauriranno prima. Ondata estiva del Covid, nella nostra regione contagi in crescita del 27%, del 55% a livello nazionale, aumenta la pressione sugli ospedali. Per la Fondazione Gimbe si rischia il lockdown di fatto su vari servizi. Arriva l'ondata estiva del Covid, i contagi tornano a correre, più 55% in 7 giorni, e gli effetti si cominciano a misurare negli ospedali. Nell'ultima settimana i ricoveri nelle aree mediche sono aumentati a livello nazionale del 32,6% e quelli in terapia intensiva del 36,3%. In aumento del 18% anche i decessi. Per la Fondazione Gimbe, che ha diffuso l'ultimo report, esistono reali motivi di preoccupazione, anche perché, commenta il presidente Nino Cartabellotta, l'occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare nelle prossime settimane. In Friuli Venezia Giulia i contagi sono in aumento del 27,1%, sono al di sopra della media nazionale i posti letto occupati in area medica 12,9% e in terapia intensiva 4%. L'incremento maggiore di casi si registra a Trieste, più 52,2% rispetto alla settimana precedente, seguita da Gorizia, più 27,4%, Pordenone, più 23,3% e Udine, più 20,1%. Per Gimbe, questa ondata estiva, con un'alta percentuale di popolazione sintomatica o isolata, rischia di determinare un lockdown di fatto su vari servizi, inclusi quelli turistici. Da qui l'invito ad utilizzare le mascherine al chiuso, in particolare in luoghi affollati e poco ventilati, oltre che all'aperto in condizioni di grandi assembramenti.
E vediamo i dati della pandemia, 2036 positività al Covid nella giornata di oggi, con le persone ricoverate in terapia intensiva 7 stabili dunque, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 175 più 2 rispetto a ieri. Oggi si registrano decessi di 2 persone, una a Udine e una a Gorizia. Casi Covid in aumento, in particolare a luglio, con il picco previsto tra metà e fine mese. Diversi friulani sono già andati in vacanza o hanno spostato le ferie a settembre, proprio per paura del contagio. La meta più sicura per molti rimane l'Italia. La variante Omicron 5 sta mettendo a rischio l'estate 2022 con una nuova ondata Covid. A luglio i casi aumenteranno fino ad arrivare al picco previsto tra metà e fine mese, ma i friulani puntano a salvare le proprie vacanze. In Toscana. Adesso parto per 10 giorni. Paura dei contagi? Sinceramente un pochino, ma non tanto, dai. Comunque sto attenta, indosso la mascherina. Lei si igienizza le mani perché ha comunque ancora paura del Covid. Certo che ho paura, onestamente sì, anche tanta. Il picco maggiore sarà verso settembre-ottobre. Quando lei va in vacanza? Sì. E come si attrezzerà? Come mi attrezzerò non ci andrò proprio se continua così. Quindi piccola vacanza a Udine, poi dove va? Poi ritorniamo a Cagliari, poi a settembre andiamo in Sicilia. Neolaureata, pronta per le vacanze? Sì, andremo a Napoli quest'anno. Hai paura di partire in previsione di questo picco di contagio o no? No, sinceramente non mi preoccupa. Una volta che utilizziamo i dispositivi necessari, sì, non penso ci sia da preoccuparsi. E con il Covid come vive la vacanza? Ma io diciamo che ho avuto anche il Covid a gennaio. Ci convivo tranquillamente, senza problemi. Dove? Italia all'estero? Stiamo pensando all'estero, dobbiamo ancora vedere dove però. Partirete tutti e 4? Sì, assolutamente. Ecco, i contagi non vi fermeranno? Ma speriamo di no. Andrò all'isola d'Elba, vado fino agosto, primo settembre. Ma ha paura dei contagi? Giro con la mascherina e non ho paura, però penso che bisogna stare un po' all'occhio. All'occhio e con la mascherina? Esattamente. Per l'effetto delle norme anticorruzione applicate per la prima volta alla scuola viene trasferita la dirigente scolastica del Fermo Solari di Tolmezzo. Insegnanti, studenti e famiglie lanciano una petizione per farla restare. Insegnanti e famiglie non vogliono rinunciare alla preside. A Tolmezzo scatta la petizione per rinviare il trasferimento della dirigente, deciso per effetto delle norme anticorruzione, mai applicate prima alla scuola. Succede all'Istituto Fermo Solari di Tolmezzo, che conta 600 studenti e che da 18 anni è guidato da Manuela Mecchia. La comunicazione è arrivata un mese e mezzo fa, quando eravamo alle prese con scrutini e preparazione degli esami, racconta Marco Ragonese, docente di tecnologie del legno e tra i promotori della petizione. C'è grande preoccupazione, aggiunge, anche perché sono in ballo progetti per i quali la scuola, grazie alla dirigente Mecchia, ha ottenuto finanziamenti per 120.000 euro, progetti strategici per ripartire dopo 2 anni di pandemia, garantendo ai ragazzi delle valli un'offerta ricca e differenziata. La legge anticorruzione prevede tra l'altro la rotazione del personale, in particolare dei dirigenti statali. Non è mai stata applicata prima ai dirigenti scolastici, precisa Marco Ragonese, e questo genera sconforto. La petizione, arrivata lunedì, ha raccolto oltre 850 firme tra insegnanti, sindaci, imprenditori, alunni e loro genitori, che chiedono al direttore dell'ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, di rinviare il trasferimento. I progetti avviati sono a rischio, spiega Ragonese, perché nemmeno il più bravo manager sarebbe in grado in 2 mesi di prepararsi a raccogliere il testimone di questa realtà complessa. La nostra richiesta, aggiunge, è di dare un altro mandato a Manuela Mecchia, così da organizzare una transizione più organica per il futuro dirigente. Il Fermo Solari ha diversi indirizzi, tecnico, professionale e liceale. Qui convergono studenti da 5 valli, anche da Tarvisio e Sappada. A Legnano Sabbiadoro sono stati sequestrati 91 pezzi tra ombrelloni, lettini, sedie, sdraio e giochi per bambini prelevati dalle forze dell'ordine. Il consuntivo della prima operazione di controllo delle spiagge libere a Sabbiadoro a cura della Polizia Locale della Capitaneria di Porto. A riferirlo il comandante della Polizia Locale Alessandro Bortolussi. Avevamo ricevuto segnalazioni da parte di famiglie che sono trovate in diverse occasioni ad accedere alla spiaggia alla mattina, trovando già lo spazio occupato dai materiali lasciati incustoditi da altri bagnanti. L'attrezzatura sequestrata è disponibile al comando. I legittimi proprietari possono venire a richiedere i loro materiali, ma per tornare in possesso dovranno pagare la sanzione che potrebbe partire da 100 euro per abbandono di oggetti.
Mare di polemiche contro due giovani rapper che hanno scelto di girare il videoclip della loro ultima canzone all'interno del cimitero austro-ungarico di Auresina. I due hanno inciso un brano che nulla c'entra con il luogo fin dal titolo, inneggiante a prostituzione e consumo di sostanze stupefacenti. Il sindaco Igor Gabrovic ha provveduto a segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria. Il video è indegno, ha scritto su Facebook Gabrovic, ed è inaccettabile che venga oltraggiato un cimitero ad un luogo della memoria. Nello stesso avviso l'assessore regionale alla sicurezza per Paolo Roberti: auspico, dice l'assessore, che le autorità competenti infliggano ai protagonisti di questa bravata una pena esemplare, anche a finalità deterrenti a tutela della memoria che questi luoghi custodiscono. Il videoclip è stato intanto rimosso da YouTube. Nuova ondata di bollettini potenzialmente ingannevoli alle imprese. Numerose le segnalazioni giunte alla Camera di Commercio di Udine, che non è mittente delle comunicazioni, che anzi invita gli imprenditori alla massima attenzione a rivolgersi ai suoi uffici in caso di dubbi. Lo stesso ente camerale precisa che si tratta di comunicazioni potenzialmente ingannevoli, anche via PEC, con richieste di pagamento di varia natura. Risultano sempre sprovviste, fra le altre cose, fa sapere la Camera di Commercio, di alcuni elementi peculiari, come per esempio logo e indirizzi di riferimento ufficiali. Proseguono i lavori delle commissioni del Consiglio regionale per l'approvazione delle variazioni di bilancio. Oggi è stata la giornata dei capitoli dedicati a cultura, sport e soprattutto scuola e formazione. Un pacchetto da quasi 30 milioni di euro per supportare l'istruzione e la formazione, spazio anche alla cultura, con una serie di interventi a supporto degli eventi regionali. In Consiglio procede spedito il viaggio nelle commissioni, oggi quarta, quinta e sesta, delle variazioni di bilancio. L'assessore regionale Alessia Rosolen spiega che come Giunta siamo intervenuti in maniera sostanziale facendoci carico di linee contributive dove non interviene lo Stato. Stiamo aumentando le risorse relative al diritto allo studio in maniera esponenziale, stiamo intervenendo su quelle che sono delle eccellenze come i servizi prima infanzia, la formazione e l'università. In questo momento è giusto investire sul futuro. Nel dettaglio sono previsti 15 milioni per interventi di edilizia nelle 3 università della regione e 2 milioni per le borse di studio, 3 milioni per le scuole e per il personale, poco più di 1,1 milioni per supportare scuole ed enti di formazione nel caro bollette o 1,6 milioni per Ardis. Per quanto concerne gli enti locali, l'assessore per Paolo Roberti, assente in aula per la missione negli USA, ha previsto 16 milioni con 2 milioni di euro a favore delle comunità di montagna e delle comunità collinari del Friuli per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale di tali enti locali. Risorse anche per realizzare uno sportello digitale sempre nelle zone dell'Alto e Medio Friuli. Sono in fase di ripresa infine i lavori per concludere la pista ciclabile che arriverà fino a Lignano. Sul fronte della cultura, l'assessore Gibelli ha spiegato che puntiamo a snellire, favorire o sbloccare con interventi specifici l'attività di soggetti importanti che rappresentino veri motori dell'attività culturale. In questo senso sono previsti aiuti a Mittelfest e poi l'ingresso della Regione nella Cineteca del Friuli e un aiuto al Comune di Palmanova per investimenti. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga è in missione negli Stati Uniti per promuovere le attività economiche della Regione. Ha anche visitato la mostra dei mosaicisti a New York. Export, porti e mosaici. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alle autonomie locali per Paolo Roberti sono negli Stati Uniti fino a sabato per una missione volta a promuovere il Friuli Venezia Giulia, e oggi è stato sottoscritto anche un importante accordo con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, rappresentata dal direttore Antonio La Spina. Il governatore parla di un accordo innovativo che punta a intercettare potenziali operatori economici interessati a investire nel nostro territorio. Il presidente ha sottolineato come la regione sta valutando tutte le possibilità di scambio con gli Stati Uniti che possano portare dei benefici alle nostre realtà produttive, le quali nella fase post-Covid si sono rese protagoniste di un importante rilancio dell'export regionale. L'accordo sottoscritto oggi ha come obiettivo la promozione del Friuli Venezia Giulia quale destinazione di nuovi investimenti in quanto attività strategica collegata al programma di marketing territoriale recentemente approvato dalla Giunta regionale. A tal riguardo, l'operatività della regione per la messa in atto dell'accordo viene svolta dall'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, la quale si interfaccerà direttamente con il desk statunitense. Nel corso della giornata poi l'incontro con il gruppo esponenti italiani di New York che riunisce i principali operatori italiani finanziari ed economici presenti nella Grande Mela. Infine Fedriga e Roberti hanno preso parte all'inaugurazione nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura della mostra dei mosaicisti Stefano Miotto e Giovanni Travisanutto. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con Sport FVG, in primo piano il calcio mercato. Grazie per l'attenzione e buona serata.